Linea Libera, ben trovati all'appuntamento del giovedì. La conversazione tra poco con Claudio Borghi Aquilini sui temi principalmente di economia e sulle altre questioni di cui vorrete discutere anche voi, intervenendo poi in diretta allo 02 66 20 35 29. Intanto la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani si apre sulla polveriera libica, come titola l'ANSA. La polveriera libica è al centro dell'attenzione dei grandi del mondo e l'Italia è pronta ad assumere un ruolo guida nella cornice dell'iniziativa dell'ONU. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dedicato una riunione fiume alla Libia, mentre l'Egitto è tornato a martellare gli jihadisti dello Stato islamico che in territorio libico commettono atrocità e rilanciano minacce. Siamo pronti a contribuire al monitoraggio di un cessate il fuoco e al mantenimento della pace, pronti a lavorare all'addestramento delle forze armate in una cornice di integrazione delle milizie in un esercito regolare e per la riabilitazione delle infrastrutture, ha detto al Consiglio di sicurezza il rappresentante permanente italiano Sebastiano Cardi, e non credo che necessiti alcun commento a queste parole. Il ministro degli interni Angelino Alfano a Washington ha sottolineato che noi siamo parte di una comunità internazionale, siamo pronti a fare la nostra parte, ma ogni ragionamento che individui un'azione specifica è prematuro e in questo momento fuori luogo, e anche questo credo non necessiti alcun commento. Alfano ha parlato della minaccia di infiltrazioni terroristiche con i barconi di immigrati. Non c'è traccia reale di un nesso tra immigrazione e terrorismo, ma non si può escludere nulla, ha detto il ministro dell'interno. Terza occasione in cui non necessita commento. A confermare le sue parole arriva da Londra la notizia che una donna di 25 anni di Birmingham è stata arrestata all'aeroporto londinese di Heathrow appena scesa da un volo in arrivo dalla Turchia con l'accusa di terrorismo. Alfano si trova a Washington per un vertice contro l'estremismo islamico a cui partecipano oltre 60 paesi. La crisi libica non è esplicitamente al centro dell'evento, ma si parla della sfida lanciata dall'ISIS e da Al-Qaeda che, ha detto Obama, è una sfida per il mondo intero e non solo per l'America. Questa è la prima notizia dell'ANSA di stamani. Poi in primo piano sull'ANSA c'è anche l'Ucraina. Il presidente ucraino Poroshenko ha chiesto il dispiegamento di peacekeeper dell'ONU nell'est ucraino per assicurare la tregua prevista dagli accordi di Minsk. L'appello approvato dal Consiglio di sicurezza è stato bocciato oggi da Denis Pushilin, negoziatore dei ribelli, secondo cui l'iniziativa viola gli stessi accordi di Minsk. La questione è stata discussa ed è stata presa una decisione di appellarsi all'ONU e all'Unione Europea per preparare in Ucraina un'operazione di peacekeeping e di sicurezza, ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Turchinov, spiegando che i caschi blu delle Nazioni Unite dovrebbero essere dispiegati sia lungo la linea del fronte sia al confine russo-ucraino. Ma il negoziatore dei ribelli Pushilin ha ricordato che in base agli accordi di Minsk l'Ucraina deve concordare il controllo della frontiera con i miliziani solo dopo elezioni municipali e la riforma costituzionale. Nel frattempo le milizie dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk hanno issato la bandiera della Novorossiya a Debaltsevo con la croce blu di Sant'Andrea su sfondo rosso. Il presidente ucraino Poroshenko ha annunciato che è cominciato il ritiro programmato delle truppe da Debaltsevo con le loro armi, dimostrando al mondo e alla Russia che nella città non c'è un accerchiamento, dice il presidente ucraino. Tornando invece alle questioni domestiche, una persona su 3 è a rischio povertà nei 7 paesi più deboli dell'Unione Europea: Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Irlanda, Romania e Cipro. Lo sottolinea il rapporto Caritas Europa sull'impatto della crisi. A fronte di un rischio di povertà o esclusione sociale del 24,5% nell'Unione Europea a 28 paesi, nei 7 paesi al 31%, nonostante i segnali di ripresa, la crisi produce ancora effetti molto forti e persistenti. Dal 2010 a oggi Caritas in Italia ha raddoppiato gli aiuti. Intanto c'è un pericolo reale ed attuale che la Russia cerchi di destabilizzare l'Estonia, la Lituania, la Lettonia. È l'allarme lanciato dal ministro della difesa britannico Michael Fallon, che avverte sul rischio che Mosca utilizzi nei paesi del Baltico la stessa tattica aggressiva, dice il ministro degli esteri britannico, usata in Ucraina. L'Alleanza Atlantica, la NATO, deve essere pronta a un'aggressione della Russia ai paesi baltici. La NATO si sta preparando, non
a combattere naturalmente contro lo Stato islamico, ma eventualmente contro la Russia di Putin. Gli Stati Uniti scendono peraltro in campo anche nel tentativo di sbloccare lo stallo delle trattative sul rifinanziamento del debito greco. Il segretario del Tesoro, il ministro del Tesoro americano Jack Lew, ha chiamato il ministro delle finanze greco Varoufakis avvertendolo sul rischio di immediate difficoltà qualora non si trovi un accordo. È il momento di passare ai fatti, ha detto il ministro americano al collega greco. Si deve trovare un sentiero costruttivo in accordo col Fondo Monetario Europeo e con i ministri europei delle finanze. Durante la telefonata, il ministro americano ha ricordato anche che l'incertezza non è una cosa buona per l'Europa. Il segretario al Tesoro statunitense ha quindi insistito con Varoufakis sul fatto che un accordo della Grecia col Fondo Monetario Internazionale e con l'Europa deve basarsi sul fatto che esistono i margini per fare passi in avanti sia sul fronte della crescita sia su quello delle riforme. Scusate, vi do le notizie, ma nel contempo mi sto annoiando a morte. Nel frattempo, in primo piano ancora sull'ANSA, la cronaca italiana, la direzione investigativa antimafia di Torino sta eseguendo su disposizione della Procura di Torino il sequestro di beni per 9 milioni di euro, 2 villini, 3 appartamenti, 2 auto rimesse e un magazzino a Cuorgnè, in provincia di Torino, riconducibili a familiari di un 'ndranghetista, Giovanni Iaria, esponente di spicco del locale di 'ndrangheta, deceduto nel 2013. Secondo l'accusa, il tesoro è stato accumulato attraverso reimpiego di proventi illeciti ricavati a partire dagli anni 70 e fino al 2011, anno del suo arresto. Una presunta organizzazione dedita al traffico di cocaina è stata poi scoperta dalla Guardia di Finanza di Firenze in un'inchiesta che ha portato a 16 misure di arresto fra Reggio Calabria, Bologna, Alessandria, Palermo, Modena, Parma, Genova, Milano e Pavia. E poi ci sono i sondaggi politici in primo piano sull'Ansa di stamani. La crisi del patto del Nazareno, l'elezione di Mattarella sembrano avvantaggiare il Partito Democratico che sale di un punto e passa al 38%. Forza Italia resta inchiodata all'11,5%, la Lega Nord è al 15,5%, secondo l'Istituto Piepoli ha perso lo 0,5, era al 16 nel precedente sondaggio. Il movimento di Grillo cala ancora un po' al 17%, stabili gli altri partiti, emerge dal sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli per l'agenzia ANSA. E sempre dalla prima pagina dell'ANSA un'altra notizia terribile dall'India: una bambina di 7 anni è stata rapita, violentata e sgozzata nello stato indiano di Maharashtra, mentre domenica partecipava ai festeggiamenti per il matrimonio di un parente. La bimba, affetta da disturbi visivi, aveva insistito per potersi recare con il padre nel luogo dove era prevista la festa di una sua cugina più grande. Nel pomeriggio di domenica la piccola si è allontanata per prendere del cibo e non è più tornata. Il suo corpo è stato ritrovato sul tetto del fabbricato. Data la presenza di molti parenti, il padre non si è preoccupato per l'assenza della figlia. Soltanto in serata ha constatato la sua scomparsa, denunciandola alla polizia. Per 2 giorni le ricerche non hanno dato risultati, fino a quando martedì pomeriggio un dipendente del resort nel quale era stato organizzato il matrimonio, recatosi sul tetto per pulire le vasche collegate ai pannelli solari, ha visto un tappeto arrotolato, all'interno del quale c'era il cadavere seminudo e con un taglio alla gola della bambina. E infine, sempre dall'agenzia ANSA di stamani, un nomade al volante di un'auto della polizia con a fianco una donna e sui sedili posteriori dei bambini. La macchina che si ferma nei pressi di un campo rom di Roma e l'uomo che si finge poliziotto e dice scherzando ai presenti in romanaccio: «Au, che cazzo fate?» prima di andare via sgommando. Il video è finito su Facebook, è stato pubblicato dal Messaggero.it. La Questura di Roma precisa che non si tratta di auto in carico alla Polizia di Stato, ma di vetture di scena usate per le riprese di un film. Ci fermiamo per un attimo e poi riapriamo ampliamo il collegamento con Claudio Borghi Aquilini per il nostro appuntamento consueto del giovedì.
La trasmissione. Anche oggi siamo in collegamento insieme a Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Responsabile economico della Lega Nord, con il quale vorrei iniziare, diciamo così, proponendoti un piccolo quesito. Devi capire chi sta parlando e alla fine devi fare anche quello che hai smesso di fare, il professore. Dare un voto. Ecco. Allora, primo contributo audio, primo quiz. Senti un po', Claudio. Che cosa dovrebbe fare il prossimo governo? Innanzitutto dovrebbe essere un governo che gode della rispettabilità nel contesto europeo. Ci sono personalità che di questa rispettabilità hanno certamente fatto la caratteristica della loro vita, ottenendo risultati importanti, e questa è una condizione essenziale, perché l'Italia è un paese che ha un deficit di credibilità micidiale, e questo deficit di credibilità costa poi in termini di tassi di interesse. Fine del primo quiz, inizio del secondo. Vedete, in ogni comunità politica di tutti i tempi e di tutti i luoghi c'è sempre una certa percentuale di cittadini che vivono alle spalle degli altri. Il grado di civiltà politica di un paese dipende dal modo con cui si riesce a limitare la quantità e la presenza dei parassiti. I parassiti sono nella società così come sono sugli animali. Chi di voi ha un cane, un gatto, sa che a un certo punto, se i parassiti crescono al di là di un certo limite, l'animale muore e muore una società. Allora, chi era il primo parlante? Chi è il secondo? Che voto diamo al primo? Che voto diamo al secondo? Visto che hai finito di fare il professore, Claudio, no? Formalmente hai smesso di fare il professore. Nel segno di queste due... indovina un po' chi era il primo. Dunque, il primo, secondo me, è una roba tipo Quadrio Curzio o qualcosa del Molto genere. bene, hai indovinato. Il secondo chi è? Il secondo, secondo me, è più facile. Il secondo chi è? Il secondo, secondo me, è Miglio. Gianfranco Miglio, benissimo. Perché abbiamo citato Quadrio Curzio e Gianfranco Miglio? Ce lo spieghi tu. Guardi, infatti guardi, mi è venuto, sentendo Miglio mi sono messo sull'attenti e mi dai del lei. Tra l'altro, è venuto di darti del lei. Tra l'altro io ho un grandissimo piacere anche personale, perché con Gianfranco Miglio ci ho fatto un pezzo di università, scienze politiche, e quindi ho dei ricordi anch'io, però ci devi spiegare tu come mai Miglio e Quadrio Curzio. Miglio che dice l'Italia ha speranza... Mi è venuto un colpo sentendo prima, guarda, ti dirò, quando ho cominciato a mettere su Quadrio Curzio pensavo dalla voce che fosse da Vigo, pensa un po', che tanto probabilmente non è che alla fine vengono fuori poi concetti diversi, se anche fosse da Vigo, perché la voce era simile. Comunque no, probabilmente ecco questo simpatico quiz me l'hai fatto perché quando ho fatto l'ultimo giorno di lezione all'università, di esami a dire la verità all'università l'altro ieri, è stata una sensazione molto strana, perché sapendo che era l'ultimo mio giorno in università cattolica, perché da quando Matteo Salvini mi ha nominato responsabile economico della Lega, tempo fa ho detto in università che avrei finito poi tutti gli incarichi, ma non ne avrei accettati altri, perché dovevo dedicarmi a tempo pieno alla Lega Nord. E quindi vabbè, era l'ultimo giorno, no? Lo guardavo così, insomma, essendo che sono entrato da studente 25 anni fa in quell'università, e uscendo, insomma, cercavo di ricordarmi quel primo giorno, insomma, in cui entrai in università, e mi ricordo vividamente che la prima persona nota, famosa quantomeno, che incontrai entrando in università quella sera, perché era sera tardi, fu Gianfranco Miglio, che stava uscendo accompagnato da due assistenti,
e ci guardammo per breve tempo, così come io guardavo insomma uno famoso, all'epoca era molto in auge, no? E proprio in quel momento, no, nel mentre che io stavo rientrando per l'ultima volta in università, in quello stesso punto vidi Quadrio Curzio. Anche lui accompagnato da due assistenti, anche lì ci guardammo velocemente, ci siamo guardati velocemente. Lui sa benissimo chi sono io e ha tirato dritto, no? Cioè, e gli stai un dire, sacco simpatico, diciamolo pure, gli stai un sacco simpatico. Esatto, come dire, meglio neanche salutarlo questo brutto essere. E niente, proprio vederli nello stesso punto, nello stesso momento, in 2 giorni così diversi, a 25 anni di distanza, in realtà mi ha fatto veramente capire che c'era forse un significato nascosto, insomma, in tutto questo. Cioè, vale a dire che all'epoca sì, doveva essere un posto dove entrare, l'Università Cattolica, dove c'erano menti come quelle di Miglio, che proponevano una visione così ampia, perché poi dopo tante volte si prendono le citazioni, no? Anche quella breve che hai fatto sentire, uno dice vabbè sono d'accordo, non sono d'accordo, però quando uno guarda la totalità, no, del pensiero politico che proponeva, si capiva che in ogni caso lui aveva una visione così coraggiosa, così avanti, così visionaria del mondo, della società, di come sarebbe stato il futuro prossimo venturo, che ne capisci la statura di uomo, di pensatore. E invece adesso che cosa abbiamo? Abbiamo questi personaggi, tipo per esempio Quadrio Curzio, che in nome di non si sa quale comodità personale negano l'evidenza. E purtroppo per uno scienziato negare l'evidenza, o in generale per un docente, è il punto secondo me più basso di quello che uno possa domandare a una professione del genere, perché uno in primo luogo dovrebbe inseguire la verità, anche se scomoda, anche se non fa piacere, anche se magari poi dopo va contro quello che è stato detto prima. Si può sbagliare, si sbaglia, ma quando a un certo punto diventa impossibile continuare a sostenere una cosa e pervicacemente lo si continua a fare, purtroppo qui c'è una patologia. E io vedere appunto personaggi che continuano a negare l'evidenza della distruzione economica in cui le loro scelte anche ci hanno cacciato, e sono lì che girano poi dopo in quell'università al posto di persone come Miglio, mi ha fatto capire che forse non avrei poi perso più di tanto a uscire da quell'università, e aspettando tempi migliori. Bene, insomma, allora abbiamo perché... aperto su questo segno, c'è la pubblicità. Io devo aggiungere, giusto perché stiamo parlando in parte anche di affari personali. No, la questione è pubblica, evidentemente la questione ha un significato, però per quanto mi riguarda, io Quadrio Curzio me lo ricordo come presidente della commissione di laurea quando mi laureai. Omissis e pubblicità. Non è per la
4422. Bene, dopo aver constatato il tristo declino dell'università e del pensiero nell'arco di un 25ennio, diciamo così, veniamo alla cronaca bruta, perché l'agenzia ANSA dà conto in questo momento della firma o comunque dell'accordo raggiunto a proposito della questione greca. La Grecia ufficializza la richiesta di proroga dei prestiti all'Europa. Atene chiede 6 mesi in più. Il presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, vaglierà l'ipotesi e verificherà se esistono le basi per convocare già domani una riunione dell'Eurogruppo. Dopo l'intervento degli Stati Uniti, che con il ministro del segretario al Tesoro americano Lew hanno avvertito la Grecia che dovevano trovare l'accordo con l'Europa e bla bla bla. Insomma, Claudio, cosa succede? Quali sono le questioni pratiche concrete dietro a questa questione del prolungamento del prestito alla Grecia, del rispetto più o meno del memorandum fra la Grecia e la cosiddetta Troika, cioè delle condizioni alle quali è stato sottoposto il prestito alla Grecia, delle varie misure da prendere e via dicendo. Alla luce della notizia di ieri che la Banca Centrale Europea ha confermato una linea di finanziamenti d'emergenza e via dicendo. Mentre è curioso notare che fra ieri e oggi il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera hanno dato un certo rilievo a una notizia che forse noi già conoscevamo, cioè che nell'arco del quinquennio di aiuti alla Grecia, in pratica quello che era il debito delle banche, o meglio il credito delle banche, quindi il debito della Grecia verso banche o istituti privati, specie francesi e tedeschi, è diventato il debito pubblico degli stati dell'Eurozona e in particolare dell'Italia per una quota rilevante. Insomma, aiutare la Grecia in questi anni ha significato aiutare le banche, specialmente francesi e tedesche, e mettere sul groppone dei contribuenti europei e di quelli italiani l'attuale debito. No? C'è stato uno shift fra il debito delle banche, che era affare privato, e il debito attuale, che invece è affare dei contribuenti europei. Una grande scoperta, no Claudio? Suppongo che i nostri ascoltatori saranno entusiasti che praticamente al modico costo di sintonizzarsi su Radio Padania hanno i giornali con 1 o 2 anni di anticipo, no? O qualcosa del genere. E cosa volete che vi dica? Cioè, suona male dire ve l'avevo detto, perché uno dice vabbè, però suppongo che insomma chi ci ascolta ormai da tempo sappia che queste cose le avevamo denunciate con qualche dettaglio, cioè non con un vago concetto fumoso che poi dopo uno dice beh sì, più o meno quello che avevo detto, no. È esattamente la cosa che era stata descritta in anticipo, ma perché stava succedendo. E la cosa che mi fa imbestialire è che succederanno anche le altre cose che vi ho sempre detto. Per cui, così, giusto comunque, ecco, dato che parlavamo di persone, Emilio versus Quadrio Curzio, no? e similari, cerchiamo anche di capire come sono anche le parti in causa in questa trattativa, no? Perché la uno sostanza, sembra che diciamo. Ci siano menti raffinatissime, no? Che sono a un tavolo con la piena consapevolezza della situazione e così via. Allora, il presidente dell'Eurogruppo, quindi diciamo così, il capo rappresentante dell'Europa nei confronti di questa situazione. Questo Dijsselbloem. Suppongo che non sappia distinguere che cos'è un assegno. È un laureato o qualcosa del genere. Con Quadrio Curzio. No, non è, ma guarda, se fosse lavorato con Quadrio Curzio magari le cose avrebbe imparato le cose sbagliate. Però nel nostro caso questo signore è, credo, laureato, diplomato, qualcosa del genere in agraria. Non ha idea. Io purtroppo ne ho avuto a che fare direttamente perché sono sue le malefatte nei confronti delle espropriazioni dei risparmiatori sulle obbligazioni delle banche olandesi. Cioè, vale a dire, questo geniale soggetto che si muove come un elefante nella cristalleria perché non sa un cazzo e quindi non ha idea, no, di cosa fa, di cosa sono le implicazioni e similari, oppure pensa che tanto si possa fare tutto con un tratto di penna, è lo stesso che con mossa assolutamente aggraziata e leggiadra ha espropriato i risparmiatori che avevano messo le obbligazioni
avevano messo i loro risparmi nelle obbligazioni della banca SNS in Olanda. A un certo punto lui si è svegliato la mattina e ha detto che tutto sommato così gli faceva comodo prendere e nazionalizzare la banca e mandare a zero i risparmiatori, e ha espropriato le obbligazioni. Quindi del diritto internazionale, delle conseguenze, non ne frega un cazzo, ma perché non sa di che parla, ecco, sostanzialmente. Per cui vedete un po', no, com'è la negoziazione. Poi ci credo che arrivano ogni tanto gli americani a tirare per un'orecchia qualcuno o quell'altro, perché dice: ma che cavolo state facendo? C'era un passo interessante del libro di Geithner, che anche questo ovviamente rappresentante del Tesoro americano, se vi ricordate, mandato nei momenti in cui c'era la crisi più acuta, quando per intendersi hanno lanciato la finestra a Berlusca, no? Sì. Se uno guarda il libro delle memorie, dice che, e lui era uno che ci capiva, perché poi le idee possono dire non mi piacciono, ma la comprensione di quello che sta succedendo è un fatto oggettivo. Geithner ci capisce perché è quello che ha gestito la situazione dell'Argentina nel 2000. Geithner nelle sue memorie del libro dice: io ero lì, mi sembrano tutti matti. In realtà avevano cominciato a far partire un meccanismo di cui neanche loro capivano che poi dopo quali sarebbero state le conseguenze. Io provavo a dirgli ma questi niente, erano come una specie di isteria collettiva. Per cui noi stiamo parlando di decisioni che non sono sicuramente prese dal punto di vista della logica o della convenienza o della riduzione del danno. Siamo in mano a gente che può avere delle relazioni assolutamente isteriche. Il fatto di prendere e rimandare, perché alla fine se io do altri 6 mesi alla Grecia, di questo sto parlando, è un'altra di queste situazioni che magari è una mentalità italiana, che quando non sanno bene che cosa fare si rimanda, può anche piacere, ma in realtà rischia che poi dopo per 6 mesi arriviamo con lo stesso problema ancora più grosso. Beh, io non ho capito, Claudio, scusami se ti interrompo, però io non ho capito, mi sono figurato questi due personaggi di primo piano del governo greco, Tsipras e il suo ministro delle finanze Varoufakis, un po' come due pseudo bulli, diciamo così, che vanno a fare la voce grossa e poi in realtà sotto banco, dietro le quinte, cercano un accordo in termini più empirici e realistici, cioè due che la contano storta al loro popolo e la contano storta all'opinione pubblica europea. Cioè non ho capito questi due che cosa vogliono in realtà, se siano come dire due negoziatori finti o veri, e di che cosa, perché sfugge, penso, un po' l'aspetto concreto di tutta la vicenda. Cioè cos'è che vuole il governo greco? Allora, secondo me invece il governo greco, allora, Varoufakis, anche se in certi casi dice delle grosse sciocchezze, e io non sono per niente d'accordo ovviamente con l'impostazione di quello che vogliono fare loro, ma per motivo, insomma, si nominava Miglio, ecco, per quello che vorrebbe, si è iniziati con questa citazione di Miglio sui parassiti. E in questo è molto calzante col discorso della Grecia, ma non perché uno deve prendere il discorso dal punto di vista sprezzante, no? Cioè i greci sono parassiti o meno, no, perché purtroppo in Europa si è creato un sistema di trasferimenti tale per cui ci sono degli stati che non potendo stare in piedi sulle proprie gambe prendono dagli altri e degli altri che pagano. Il Tsipras e Varoufakis, io sono abbastanza convinto che abbiano invece un'idea abbastanza precisa della situazione, come credo che ce l'abbiano più o meno tutti, tranne Dijsselbloem che è scemo. O ignorante, insomma, non so, vediamo un po' come altro definirlo. In realtà l'obiettivo greco è molto semplice, è diventare più parassita, cioè dal punto di vista ed è comprensibile, attenzione, dal punto di vista della riduzione del danno, la cosa più semplice, cioè io sono un governante, sono arrivato al governo, sono felicissimo, perché finalmente il mio sogno è quello. Istantaneamente, nel momento stesso in cui io vado al governo, tutti, da qualsiasi parte del mondo, tranne qualche pazzo, secondo me, da queste parti che non so perché c'ha una concezione più ideale di come devono essere fatte le cose, hanno un solo desiderio: rimanerci.
rimanerci nella maniera più confortevole e più serena possibile. Per la Grecia, cos'è che si riesce a ottenere questo risultato? Vale a dire di rimanere al governo per Tsipras nella maniera più confortevole senza far casino. Cercare di andare avanti ottenendo più soldi dall'Europa. Questo è quello che cercano di fare. Loro è quello che, quando io dico che la tattica Cuffaro in realtà è così, è una similitudine un po' forzata, ma fa ben capire cos'è l'intento. Cioè loro in questo momento si stanno comportando esattamente come un governatore di qualche regione meridionale particolarmente deciso, abile nel prestare pugni sul tavolo per ottenere più finanziamenti per la propria regione. Non risolverà nulla, perché niente potrà essere risolto senza, diciamo, all'interno dell'Unione Europea per la Grecia. Però gli consentirà di andare avanti senza una situazione traumatica, perché, come abbiamo già detto tante volte, quello che per noi sarebbe gestibile, per la Grecia sarebbe molto traumatico, perché nel momento stesso in cui lei sta in piedi perché riceve denaro dagli altri, quando tu tagli questo flusso di denaro, e poi dopo uno si trova in serie difficoltà. Ma in sostanza non succederebbe per noi, perché noi paghiamo invece di ricevere. Si è preso tempo intanto con questa richiesta di proroga, no? Esatto. Però non cambia a questo punto la palla è nella Germania, perché è dalla parte della Germania, perché c'è un articolo piuttosto interessante che suggerisco di andare a leggere. Per chi sa l'inglese lo può leggere subito, altrimenti sicuramente ci saranno i ragazzi tipo di Voci dall'estero similari che lo tradurranno a breve, di Evan Pritchard sul Telegraph, che è molto lucido come analista della situazione, perché qui il mondo si divide in gente che ha capito e gente che non ha capito, diciamo così. Lui ha capito e spiega come in realtà quanto più tempo si passa in Grecia, nella Grecia così, e quanto più la banca centrale finanzia le banche della Grecia, e quanto più questo finanziamento della Banca Centrale Europea alle banche della Grecia rappresenta un prestito, il famoso Target 2 di cui noi ogni tanto abbiamo parlato, ed è un prestito di di miliardi non approvato da nessuno, e questo crea un problema, perché quando tu hai fatto un'architettura come quella dell'Eurozona basata sul presupposto che non si sarebbe mai sciolta, allora poi dopo, quando invece comincia a prendere in considerazione l'aspetto che si sciolga, allora a quel punto poi dopo si creano problemi, un po' come aver messo assieme una specie di mostro, un golem, un orrido Frankenstein, no? Qualcosa del genere, dove però se tu stacchi un pezzo dei corpi con cui è stato messo assieme, poi dopo si comincia a sanguinare, ci sono dei danni disastrosi e similari. È un incubo, per cui prima o poi qualcuno ne deve venire a una. E l'intervento americano come lo valuti? Perché gli Stati Uniti sono intervenuti sulla Grecia? Beh, gli Stati Uniti ovviamente stanno cominciando a valutare la situazione dal punto di vista del casino che potenzialmente che può originare una rottura inordinata dell'area europea, che era lo stesso motivo per cui avevano mandato Geithner. Loro in teoria stanno cercando semplicemente di evitare che questo accada, che ci sia, ma però anche loro non possono avere una soluzione in tasca, perché non c'è, per la Grecia non c'è una soluzione in tasca che renda tutto molto semplice. In realtà, come ho detto, l'unica cosa che può succedere di risolutivo è la disgregazione di tutta l'area euro, Grecia compresa. A quel punto verrà fuori un casino gigante, ci si metterà un po' di tempo a mettere in ordine il casino, e poi dopo tutti possono ricominciare a correre. Ma tenere insieme il mostro per più tempo porta che il casino poi dopo da ordinare sarà ancora maggiore. Paradossalmente quello che dico sempre è che quelli che potrebbero gestire la cosa in modo più semplice siamo noi, invece non lo si considera. Io la leggo in un'altra maniera comunque, che in questo momento le decisioni sono potenzialmente solo due: o tirare ancora avanti
E tutta la decisione, dato che noi ovviamente col governo di fenomeni che abbiamo non prenderemo mai una cosa utile per il nostro destino, le decisioni spettano in questo momento ragionevolmente solo alla Germania. La Germania può scegliere di fare due cose: può scegliere di andarsene lei dall'alto, facendo diventare a quel punto, mettendo in parte a rischio tutti i grossi crediti che ha nei confronti degli altri paesi e cercando di ottenere l'appoggio per riaverli indietro in modo il più indolore possibile, oppure provare a tirare avanti e sperare che non si fa, cioè a furia di altre mutualizzazioni, a furia di altre spremiture da parte dei compiacenti governi messi negli altri stati, si riesca a rientrare ancora di più dall'esposizione. In un senso, vale a dire, nell'uscita da parte della Germania è più, diciamo, è una mossa ovviamente a rischio per i tedeschi, ma più logica dal punto di vista della gestione del tutto. E secondo caso prepariamoci l'acqua in sangue, perché a quel punto, nel momento stesso in cui tirano ancora avanti, ci sarà la Merkel che chiamerà il nostro Renzi e gli dirà: scusa, per favore, un po' più tasse, un po' più di IMU, un po' più di tutto, perché possibilmente il famoso prelievo sui conti correnti, la patrimoniale, quelle cose lì, perché abbiamo bisogno di più soldi, dobbiamo mettere più soldi nel conto del condominio e voi potete pagare gli altri no. Beh, è chiaro il quadro. Poi sentiamo anche come la pensano coloro che ci stanno seguendo. Intanto però una curiosità, Claudio. Secondo te perché i giornaloni come il Sole 24 Ore e oggi il Corriere della Sera sono usciti in maniera così chiara a dire: guardate che vi hanno gabbato, cittadini italiani e europei, in questi 5 anni, dicendo che bisognava salvare la Grecia, in realtà hanno preso i vostri soldi per salvare le banche che ci avevano giocato sopra alla Grecia. Perché sono usciti secondo te in maniera così chiara due giornali di questo peso? Quello che dico io, che la copertura, la polvere la puoi mettere sotto il tappeto fino al momento in cui non stai più in piedi. Cioè, se ci fosse un'opinione pubblica meno addormentata, bisognerebbe andare fuori in qualche milione, fuori dalle sedi di questi giornali e chiedere conto delle tante menzogne, perché finché c'è, che ne so, l'informatore medico che dice una cosa del genere e vabbè, cioè non è il suo mestiere, quello che vogliamo, ma non c'è nessuna scusa da parte di giornali, specialmente come nel caso del Sole 24 Ore, per le continue e costanti menzogne, perché bisogna chiamare le cose col proprio nome, menzogne deliberate e consapevoli che hanno regalato all'opinione pubblica in tutti questi anni. Non è possibile che non lo sapessero, perché molto banalmente, avendo fatto N incontri e trasmissioni con tutta una bella serie di vice direttori di questi grandi giornaloni, che evidentemente per ottenere l'ambita qualifica dovevano passare un esame di palla e verità, no? E c'è anche un simpatico film, un X Factor, se uno vuole guardarselo su internet, cerchi Eurofactor e troverà il metodo di selezione per i vice direttori di giornali di Confindustria. C'è un video simpatico, guardatelo. E la situazione però è quella, cioè praticamente hanno mentito, non potevano non sapere. E poi cosa succede? Vedono che tanto il popolo è talmente fesso che l'arroganza paga. Ma vi ricordate quel fenomeno del direttore del Sole 24 Ore con Salvini? Sì, napoletano. Non molto tempo fa. Cos'era? Napoletano. Roberto non Napoletano. Mi ricordo cos'era la trasmissione. Sì, quando a un certo punto gli era venuto l'embolo con la vena gonfia. Non si deve permettere! No, non si deve permettere, perché Salvini gli diceva la verità. Ma dico, ma stiamo veramente scherzando? Hai mentito deliberatamente agli italiani per tutti questi anni, adesso vedono che l'arroganza paga e quindi non c'è problema. Basta un giorno e poi si dice, insomma, abbiamo finanziato le banche tedesche, tutto il campo non serviva, lì il MES, i fondi salva stati a questo servivano, noi gli abbiamo tenuto bordone perché con tutte le nostre robe fatte presto, muoviamoci. E così via, c'è tutto dato che scriptamanent, c'è tutto un cumulo così di carta
di articoloni e di spiegazioni dove dicevano che il Fondo Salva Stati era una meraviglia, si lasciava spazio anche in televisione a fenomeni tipo il non dimenticato Boldrin, una prece, cioè mano sul cappello sul cuore, no? L'uomo che è riuscito a far fallire 2 partiti in un colpo solo, che speriamo che se lo prenda il PD, così almeno otteniamo quello che non siamo riusciti a fare in tanti anni, dove diceva che i fondi salva stati sarebbe stato un investimento produttivissimo, che in realtà ci conveniva, che in realtà rendevano il 50%, se non il 100%, se non il 150%, a seconda delle trasmissioni e a seconda del momento in cui bisognava far passare di più il messaggio. E mi spiace, questi non sono, ripeto, medici, non sono fisioterapisti o qualcosa del genere, sono economisti, per cui significa che le cose sono supposti saperle. In altre condizioni, io non so cosa sarebbe successo se i medici, i giornali dell'ordine dei medici o cose di questo tipo avessero detto e sostenuto per lungo tempo, nonostante ampie circostanziate denunce e prove chiare, che bisognava dare la stecnina ai bambini. Non lo so. Cioè, io penso che debbano esserci delle responsabilità. Non è che si può dire la qualunque. Io mi la prendo per quello, perché le opinioni sono una cosa, i fatti sono un'altra. Il fatto che quei soldi andassero in quella direzione è un fatto, lo sapevano, lo si sapeva, era evidente. Non è una questione di opinioni, quindi se tu deliberatamente menti, io penso che ci debbano essere delle responsabilità. Bene, Claudio, abbiamo già 2 ascoltatori in linea, lo 02 66 20 35 29, mentre un altro ascoltatore via SMS al 346 64 27 756 ci ricorda che Quadrio Curzio è anche un'impresa di costruzioni che lavora parecchio con quelli che contano e che è anche nel giro dell'Expo, per non farsi mancare nulla. Karciofakis invece scrive un altro ascoltatore, alla fine l'accordo lo troverà. Abbiamo anticipato di poco la notizia che abbiamo dato poco prima sull'accordo per protrarre i prestiti della Grecia per tirare in là nel tempo. 2 telefonate, pronto? Pronto? Karciofakis, questa è buona però dell'ascoltatore. Prego signora, buongiorno. Pronto, salve. Alberto da Gorizia. Ecco, scusi, ho sbagliato tutto. Nulla, si figurati. Prego. Figurati. Volevo chiedere come mai e se è possibile che la Grecia, in cerca di denaro, di finanziamento per, dicono, solo 6 mesi di tempo, possa rivolgersi a cinesi, russi, arabi o americani e capire un attimino se questo è una via d'uscita possibile e che cosa comporterebbe all'interno dell'Eurozona. Bene, grazie. Grazie a lei Alberto. E l'altra telefonata, pronto? Buongiorno Cainarca, Mauro da Reggio Emilia, saluto il professor Borghi. Dunque, la mia considerazione in merito all'uscita alla cosa della Grecia è questa: visto che l'economia finanziaria è 20 volte l'economia reale e visto che sui debiti sovrani hanno creato degli swap a non finire, praticamente non lasceranno mai uscire la Grecia, perché è una cosa che è valorizzabile. Da 300 miliardi passiamo a 5-6 mila miliardi, per cui si verrebbe a creare una cosa ulteriore. Poi dopo col quantitative easing di Draghi, che lui dice che lo fa per portare il 2%, e visto che il prezzo del petrolio adesso è a $50, ma non a 53, ma non riuscirà di certo a rimanerci per non più di 6 mesi, solo una finestra, e negli ultimi 5 anni è sempre mediato da 90 a 100, quindi le nostre aziende esportatrici si troverebbero a dover sopportare un 30-40% di aumento del costo del barile, quindi l'energia ci stroncherebbe totalmente e secondo me dopo un attimo di collasso, oltre che non la deflazione, si inizierà una grandissima inflazione che distruggerà totalmente l'euro. Il suo parere? Bene, Claudio, sulla questione della Grecia poi e della Russia si è letto qualcosa, no, in settimana a proposito di Putin in rapporto al governo ellenico. Ti chiedo solo una cosa, perché abbiamo lo stacco pubblicitario e poi siamo liberi fino alle ore 12. Ci risentiamo tra pochissimo.
422. Rieccoci allora in onda con Claudio Borghi Aquilini. Prego Claudio. Allora, attenzione perché qui c'è un punto importante, quindi avviso anche quelli a casa, registriamolo, così poi dopo lo diamo più volte quando si tirano fuori questi argomenti, perché se no altrimenti non si capisce. Diciamo, l'argomento importante è innescato dalla domanda quella se la Grecia può chiedere aiuto alla Russia, può chiedere aiuto alla Cina o qualcosa del genere. Allora, attenzione, i crediti e i debiti tra i paesi sono la parte cruciale. Qualcuno li deve pagare, oppure il debitore alza le mani e dice non ho soldi, e a quel punto tutte e due, sia il credito che il debito, si cancellano, vale a dire il debitore non deve pagare più e il creditore non riceve più niente. Non si può pensare che ci sia un intervento da parte della Russia, da parte della Cina o di qualsiasi altro soggetto per pagare i crediti alla Germania o a qualsiasi altro paese. Quindi chi pensa che arrivi la Russia, che fra l'altro in questo momento ha i suoi problemi, che arrivi la Cina e gli dà dei soldi a fondo perduto alla Grecia per ripagare i suoi debiti nei confronti di altre persone, sogna. Il russo non è scemo, il cinese men che mai, non si mettono, non gli passerà neanche per l'anticamera del cervello di prendere e dare miliardi a uno Stato perché questo possa ripagare degli altri creditori e poi dopo tutti amici come prima. Quando è che potrebbero intervenire la Russia, la Cina o chi per loro? Potrebbero intervenire nel momento successivo al default. Vale a dire, la Grecia prima azzera i suoi crediti, i suoi debiti nei confronti dell'Europa perché dice io non posso pagare, mi spiace, se volete vi ripago in dracme e così di questo tipo. In un secondo momento, quando questo debito pregresso non arriva, può chiedere aiuto per gestire la fase di transizione alla Cina, alla Russia o qualsiasi altro paese che possa a quel punto entrare. Ovviamente costoro non lo faranno per l'affetto o la passione nei confronti di Tsipras o dei greci o di chiunque esso. Lo faranno in cambio ovviamente di un'influenza pesante, diretta, magari anche militare, nel nuovo Stato Grecia ex UE, ex euro o quello che vogliamo capire. Per cui in realtà pensare nell'intervento risolutivo in questa fase da parte della Cina o da parte dell'Unione o da parte della Russia è assurdo. Viceversa io sono abbastanza convinto perché sarebbero pazzi a non aver preso quantomeno per tempo dei colloqui, per dire lo stiamo facendo noi che siamo ben lontani purtroppo dalla prospettiva di andare al governo, ma bisogna essere pregiudicati, attenzione, bisogna essere pronti a qualsiasi soluzione, perché in realtà poi dopo quello che conta è il bene del paese. Figurarsi se non l'hanno fatto i greci, per sondare cosa possono essere invece le possibilità di un aiuto, un finanziamento, un prestito ponte o così di questo tipo, che invece di venire dagli strozzini dell'Unione Europea venga da altri stati. Quindi il punto è molto, molto forte, vale a dire l'influenza non si può escludere. L'arrivo di Cina, l'arrivo di Russia, l'arrivo di Arabia, prendete voi quello che vi piace di meno o quello che vi piace di più a seconda delle vostre preferenze, in Europa per mezzo della Grecia, ma questo avverrà solo e solamente dopo l'uscita della Grecia dal sistema dell'euro e dal default sui suoi crediti, perché chi pensa che arrivi prima, come tanti commentatori che mi tocca di leggere, è un pezzo, così come nessuno ha mai non si è mai sognato di comprare i nostri titoli quando eravamo in crisi, perché la Banca Centrale Europea non garantiva nulla. Vi ricordate? Riandò Tremonti in delegazione in Cina
per domandare se per caso quanto eravamo belli, quanto eravamo bravi, che si comprassero bene i nostri titoli. E i cinesi dissero col cavolo, perché se non li compra la vostra banca centrale non vedo perché dovremmo comprarli noi. Quindi probabilmente i cinesi poi dopo avranno partecipato all'acquisto dei nostri titoli, ma solo quando la Banca Centrale Europea ha detto il famoso whatever it takes. Prima no. Per cui tutti fanno il proprio in questo gioco mondiale, non c'è nessuno che fa la beneficenza. Insomma. Bene, intanto abbiamo 2 telefonate ancora, 02 66 20 35 29, pronto? Pronto, sono io? Buongiorno, prego. Ciao Giulio, sono Graziano. Una domanda per l'economista. Ma la situazione soldi che Draghi continua a immettere soldi. Primo, questi soldi qui devono essere stampati. Su che base vengono stampati? Sul debito effettivo, il debito pubblico, quello che abbiamo noi, quindi visto che noi non possiamo più stamparli. E in più, se io vado a prendere il pollo oggi con i soldi che ha dato ancora Draghi agli stati, se il pollo mi costa 100, ieri mi costava 100, oggi mi costa 110, perché questi soldi qui poi devono rientrare. E da dove rientrano? Non dal PIL, ma da quello che spendono ancora le persone. È un giro, almeno questa è la mia ignorante idea. Se ho sbagliato, vabbè, chiedo scusa, ma secondo me più soldi... No, non ti preoccupare, sono cose complicate, è buono porsi queste domande, anzi il tipo di ragionamento è meno sbagliato di tanti che ho sentito. Bene, intanto prendiamo la seconda telefonata, anche pronto? Pronto, ciao Giulio, sono Giuseppe della provincia di Lecco. Ciao. Non sono un economista, però io non sono molto d'accordo col professor Borghi, ho 70 anni e la memoria non mi è molto corta, è abbastanza lunga. Allora, prima di tutto una cosa, quando ci fu la riunione nel 1944 a Parigi, dove tutto il mondo si riunì per la questione della guerra e quant'altro, Stalin abbandonò il tavolo delle trattative perché gli americani, tutto il gruppo occidentale voleva andare a finanziare la Germania. La Germania che è stata colui che ha fatto il disastro totale. Ora io penso che anche un Nobel un tedesco ha detto che il risarcimento danni nei confronti sia della Russia e sia nella questione della Grecia è enorme e la Germania è stata agevolata col finanziamento e oggi fa la guerra mondiale contro di noi sull'industria. Allora ricordiamoci del passato, perché è importante. Io sono stato in Germania per 20 anni, ma io questa situazione non la posso tollerare, perché tutte le restrizioni vengono da lì. E siccome il signore adesso ha appena parlato, andiamo a chiamare in causa il signor Andreatta e Ciampi quando hanno fatto il divorzio tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia, per quello che non possiamo più stampare soldi, ragazzi. Ritorniamo alle origini. Grazie, buongiorno. Claudio. Non ho capito però l'ultimo ascoltatore che cos'è che non è che è contrario, che non è d'accordo con me, c'ha ragione, per cui no, non so, forse mi sono spiegato male io, ma di sicuro le cose che ha detto sono corrette, nello specifico poi dopo anche il rievocare, come già tante volte abbiamo fatto noi, l'81 come la data chiave del famoso divorzio fra la Banca d'Italia e il Tesoro, una delle radici del nostro disastro attuale. Per quello che riguarda il quantitative easing, lo stampaggio di moneta, abbiamo più volte spiegato, ma conviene ripeterlo, che l'effetto, diciamo così, di inflazione o simili potrebbe, perché adesso non abbiamo visto chissà che, potrebbe esserci soltanto se venisse stampato denaro nuovo e immesso, dato alla gente, cioè proprio la famosa distribuzione di denaro per tramite dell'aumento dei salari finanziati da non si sa chi, cioè vale a dire, io dovrei mettere in circolazione soldi nuovi. In realtà il sistema del quantitative easing non è che mette in circolazione denaro nuovo più di tanto, perché molto banalmente acquista sul mercato dei titoli di Stato dando in cambio soldi, però in realtà questo effetto, come abbiamo già detto più volte, in realtà è virtualmente nullo o quantomeno quasi inesistente, perché essendo i tassi a zero
cioè in questo momento i tassi di interesse sono già quasi a zero, per cui io ho un titolo di Stato che sul mercato vale 100 e che io potrei cambiare in ogni momento in 100 euro contanti, basta venderli sul mercato, che viene riacquistato dalla banca centrale, dando 100 in cambio. Quindi non è che si sta creando denaro, che cambia molto la situazione della gente. Cioè io ho un titolo di Stato che vale 100, posso scegliere se venderlo sul mercato o venderlo alla BCE. Crea semplicemente domanda addizionale di titoli e ne abbiamo già visto abbastanza. Ha creato molta inflazione sui prezzi dei titoli. Infatti tutte le obbligazioni e tutti i titoli sono esattamente ai livelli massimi di sempre. Non crea nessuna inflazione invece per quello che riguarda i prezzi, perché molto banalmente questi soldi alla gente non arriva. 2 chiamate ancora, 02 66 20 35 29, poi Alex da Milano via SMS chiede dove poter vedere il video su come vengono svolte le selezioni dei direttori dei giornali economici, sulla pagina Facebook, no? No, cercano su Google Eurofactor. Eurofactor. Secondo me sì, c'è un video è su YouTube. Sì, l'avevo visto. C'è un video, si vede il video con Simona Ventura. Sì, esatto, è molto divertente anche, devo dire, l'ho visto l'altra settimana. Eurofactor, fai prima a cercarlo su YouTube. Secondo me lo potete anche dare adesso, in diretta. Adesso facciamo una verifica, infatti una verifica istantanea. 2 telefonate, 02 66 20 35 29. Pronto? 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 Buongiorno. Giulio? Prego. Ciao, sono Luisa, non quella che è caduta dalla scala. Ascolta, come stai? Bene? Direi bene. Ecco, saluto te e anche il professore. Io non chiamavo per l'economia perché non sono all'altezza di parlare di queste cose, però ti telefonavo sia a te che al professore per dare una conferma, perché io mi ricordo che adesso all'inizio, diciamo, quando c'era il professor Miglio già in politica, era venuto a Treviglio a fare un convegno e tutto quello che lui ha detto, che ha parlato allora dei parassiti, degli animali, quello che doveva succedere, sta succedendo. Allora, diciamo, purtroppo non ci siamo prevenuti a difendere tutto questo e questa è la realtà, purtroppo, ti pare? Bene, grazie Luisa. Altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io non sono un economista neanche io, approfitto del dottor Borghi per una cosa che mi gira per la testa da un po' di tempo. Dunque, noi non siamo più competitivi con le nostre aziende, ne stanno chiudendo 300 al giorno, non so quante, perché siamo massacrati dalle tasse, da tutte queste cose qui. Però non riesco a capire una cosa. Dunque, le ditte chiudono e tutti i dipendenti vanno a finire a carico del governo che paga le casse integrazione, le mobilità, tutte queste storie qui. Ma se invece che continuare a massacrare le aziende con le tasse prendessero in considerazione il fatto di far pagare questa benedetta flat tax, per cui magari rimetteremo le aziende con la capacità di produrre ancora, daremo lavoro, daremo sviluppo al PIL, daremo soldi in tasca ai dipendenti. Nessuno ha mai fatto un conto per dire sarebbe meglio fare così invece che continuare a chiudere le aziende e mettere i lavoratori in carico allo Stato. Questa è la mia domanda. Bene, una chiamata ancora, credo, la passiamo subito, pronto? Sì, buongiorno. Io volevo parlare a proposito del debito greco, delle banche, queste cose qui. Insomma, dobbiamo renderci conto di una cosa, che anche prendendo spunto da quello che ha detto Miglio, che dice che nei governi e nelle società c'è sempre gente che vuole vivere alle spalle degli altri senza lavorare. Allora, quando noi mettiamo una legge che dice che una banca non può fallire, che un governo non può fallire, è chiaro che i dirigenti e le persone che mangiano in queste posti sono in questi posti, che vivono in questi posti, possono fare tutto quello che vogliono, qualunque porcata,
vedi Banca Popolare Etruria Lazio, vedi Monte dei Paschi e vedi Grecia, perché in fondo loro quando hanno preso i soldi i primi tempi se la sono spassata mica male, dando pensioni ai cinquantenni, creando un sacco di strutture pubbliche, creando praticamente delle economie inesistenti, fondate esclusivamente sul debito, per far sì che alcune persone vivano alle spalle degli altri. Questo i giornalisti dovrebbero fare, comunicare questo a tutte le persone. Grazie, buongiorno. Prego Claudio. Allora, i discorsi economici sono complicati e in certi casi poi dopo il rischio è confondere gente che scientemente approfitta di certi sistemi, e qui rientriamo per esempio nel caso del Monte dei Paschi simili, perché tanto a un certo punto uno dice che meraviglia, sono in un posto dove poi alla fine se le cose vanno male qualcuno poi ci mette una pezza, qualcuno inteso poi dopo, sempre dato che stiamo parlando di parassiti o similari, vale a dire l'animale ci mette una pezza e io posso venirne fuori bene. E nel qual caso è ovvio che secondo me le pene dovrebbero essere, ma non dico esemplari, ma dovrebbero, non me ne viene in mente neanche una maniera, cioè non dovremmo metterci noi nella stessa condizione di avere situazioni del genere. Infatti è per quello che io estendo le responsabilità di quello che è successo poi dopo a Monte dei Paschi a Banca d'Italia, perché se c'è un organismo che deve vigilare e che ha i poteri per vigilare e che potrebbe dire nel momento stesso in cui c'era un'acquisizione assurda tipo come quella dell'Antonveneta, dire no, non va bene, no, questa cosa non si fa. Se invece poi dopo l'organismo approva, allora diventa corresponsabile, per cui non si può dire lì c'è malaffare, dall'altra parte no, perché la particolarità della banca, il fatto che sia un danno spesso più grave farla fallire che farla saltare, comporta che proprio per evitare quello che si chiama moral hazard, cioè vale a dire l'irresponsabilità totale degli amministratori che confidando sull'onnipotenza del salvataggio finale da parte di qualcuno si mettono e fanno i casi propri in maniera pesante e distruttiva. Per questo che anche qui vedete come quando io dico che quando prenderemo poi dopo noi il governo bisogna rifare tutto dalle fondamenta, perché il sistema è sbagliato profondamente, quindi bisogna azzerare tutto, con le buone o con le cattive, lo dico sempre, in modo tale da costruire poi dopo le cose fatte bene. Se la questione delle banche è così cruciale per la nostra economia e le conseguenze poi dopo sono così drammatiche per noi, come si può far sì che questa cosa sia data a un'entità indipendente? Cioè dove poi dopo, perché dove indipendente si intende irresponsabile, dove non c'è nessun tipo di controllo da parte dei cittadini di quello che fa la Banca d'Italia e i suoi funzionari, dirigenti, direttori non rispondono minimamente, così come la magistratura per certi versi, di quello che fanno loro. Ora, è responsabilità nostra, cioè noi come cittadini dobbiamo essere noi che alla fine dobbiamo dire abbiamo messo le persone sbagliate, accidenti a noi. Ma se le cose sono totalmente scollegate invece dal potere o dall'autorità poi dopo del cittadino, qui a questo punto poi dopo va a farsi friggere la democrazia. Cioè la democrazia non è garanzia di buoni governanti, ma è garanzia di controllo o quantomeno di responsabilizzazione del cittadino. Mette dei rappresentanti sbagliati, viene fuori un casino, ma almeno il cittadino dice ho sbagliato io a votarlo. Se invece noi ci stacchiamo da questa responsabilità o da questa possibilità di nominare o di avere controllo sui nostri rappresentanti e abbiamo una casta di gente che fa il cazzo che vuole, a questo punto poi dopo, signori, noi cosa dobbiamo fare? Tanto vale alzare le mani e andare a lavorare nei campi portando l'omaggio al Signore, perché altro che la mezzadria. E quanto alla mezzadria mi riaggancio al discorso fiscale dell'altro ascoltatore. Certo che ci sono studi che dicono che l'austerità così come l'abbiamo fatta è sbagliata e che invece si otterrebbero risultati migliori mettendo in circolo più denaro e lasciando più denaro nelle tasche dei cittadini. Ci sono sì, non è che è un'ovvietà, ma gli interessi dello strozzino non sono quello che tu abbia una vita
sana, prospera, felice, così di questo tipo. L'interesse dell'ostruzione è rientrare dal suo credito nel più breve tempo possibile, e se poi dopo alla fine del processo tu sei sotto una strada, sotto un ponte in rovina o semimorto, poco gli interessa. Per cui l'argomento è semplice, cioè non si può fare di meglio? Sì. Vogliono fare di meglio? No. 2 telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno a Cainarca e al professor Borghi. Buongiorno. Sono Gobbo di Pianezza e ho conosciuto da poco il professor Borghi, che è venuto a fare a tenere una serata da noi sul TTIP, e infatti lo ringrazio di nuovo per la sua presenza. Volevo solo dire questo in pratica. La serata è servita molto perché chiaramente quelle persone che sono, tra virgolette, indottrinate dal pensiero politicamente, io dico scorretto, non corretto, no? Quello che ci propinano come dogma assoluto, vale a dire l'euro e tutte le sue implicazioni, serate come quella sul territorio servono proprio per far aprire gli occhi alla gente, anche con temi come il TTIP, che sono per la maggior parte delle persone temi sconosciuti. Quindi ribadisco, grazie al professore, insomma continuiamo così, perché soltanto facendo un'opera capillare sul territorio si possono aprire le coscienze. Buona giornata. Bene, grazie a lei. Altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, Mario da Trento. Prego. Ecco, sull'economia, sentite, io ascolto spesso Radio Padania perché è una radio che è viva, è l'unica voce viva che c'è in Italia, non solamente in Padania ma anche in Italia. Sull'economia, allora, il debito è pubblico e i profitti sul debito pubblico sono privati. Allora, se la politica non si riappropria del potere economico, dell'economia, sarà sempre soggiogata. Quindi io credo che l'atomo, il nocciolo di tutta la questione sia proprio qua, perché fino a che non si risolve il problema di questa pressione fiscale, che poi si risolve in pressione fiscale che affosserà tutti quanti, e poi alla fine affosserà anche l'economia stessa. Quindi ecco, vorrei un chiarimento in base a questo. Vi ringrazio. Bene. Claudio. Allora, molto veloce perché poi dopo credo che dobbiamo chiudere. Il punto sui profitti del debito pubblico è abbastanza importante. Anche qui per la serie i concetti sono complicati, quindi se uno vuol vedere un video vada sul sito Scenari Economici, c'è l'ultimo mio video che hanno caricato, è un video tratto dall'ultimo convegno di Pescara, quello di asimmetrie, dove spiegavo proprio questa situazione sul debito pubblico. In teoria i profitti profitti privati sul debito pubblico non dovrebbero essercene. Non dovrebbero essercene perché l'interesse del debito pubblico dovrebbe essere pari all'inflazione, non di più. Per cui nel momento stesso in cui ho un'inflazione del 3%, il debito pubblico dovrebbe pagare interessi pari al 3%, e quindi nessuno guadagna e nessuno perde, perché lo Stato che ha prestato dei soldi avrà, a causa dell'inflazione, ridotto il peso del proprio debito del 3%, e questa riduzione del proprio debito del 3%, che a sua volta è una riduzione del credito da parte del risparmiatore che ha messo dei soldi nel debito pubblico, compensata dal tasso di interesse. Per cui questo sarebbe, se invece così non è perché c'è stata una scelta precisa da parte di chi ha curato le emissioni dei titoli di andare verso emissioni a tasso fisso a lunga scadenza. Ciò comporta che magari noi abbiamo un BTP a 20 anni emesso 10 anni fa con un tasso del 7%, adesso i tassi sono a zero e quindi stiamo pagando il 7% di interesse quando i tassi di mercato sono a zero. Fossero andate al contrario le cose, vale a dire fossero saliti molto gli interessi, lo Stato ci avrebbe guadagnato, ma uno non dovrebbe mettersi in condizione di speculare sui tassi di interesse, o quantomeno potrebbe farlo se li può controllare in qualche maniera con una banca centrale, come gli Stati Uniti.
Nel caso italiano invece non si capisce bene cosa sono state le motivazioni che ci hanno portato a determinate scelte, ad avere uno dei debiti pubblici con la durata più lunga e a tasso fisso esistente al mondo, che quindi adesso ci sta facendo pagare un livello di interessi altissimo, non parametrato ai livelli di mercato. Bene, Claudio, siamo arrivati alla fine. Io adesso vorrei chiudere con un omaggio al Granducato di Toscana, per guidare il quale tu sei in lizza, come candidato presidente naturalmente della regione toscana, anzi un omaggio a un grande senese più che a un grande toscano. Te lo ricordi Cecco Angiolieri e la sua immortale sonetto? S'io fosse fuoco, s'io fosse fuoco, recitato da Vittorio Gassman, niente meno. Quindi grazie a Claudio Borghi Aquilini e ci risentiamo il prossimo giovedì per quanto riguarda questa rubrica. Buon lavoro Claudio, grazie. Grazie a voi, appuntamento in Toscana per settimana prossima. Andate ai banchetti a firmare per le presentazioni delle liste. S'io fossi fuoco arderei lo mondo, s'io fossi vento lo tempesterei, s'io fossi acqua io l'annegherei, s'io fossi Dio manderei lo in profondo. S'io fossi papa starei allor giocondo che tutti i cristiani tribolerei. S'io fossi imperador sa che farei, a tutti mozzarei lo capo a tondo. S'io fossi morte andarei da mio padre, s'io fossi vita fuggirei da lui, similemente faria de mi madre. S'io fossi cecco, quale sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie e laide lasserei le altrui. Sono le 12.